Aprirsi alle diocesi innanzitutto per raggiungere tutte le persone con corsi di formazione, sensibilizzazione. Qual è il progetto? Il progetto della Fondazione DUSMET, che nasce nell'ambito della vita monastica siciliana dell'Abbazia di San Martino delle Scale, del monastero Giuseppe Benedetto DUSMET di Nicolosi, nella diocesi di Catania, è una realtà che opera nell'ambito isolano, naturalmente, nell'ambito della tradizione monastica, e ha proprio lo scopo non solo di promuovere, ecco, la vita monastica e quanto è con essa collegato, ma anche la promozione umana nel senso più ampio. La particolare attenzione per l'ambiente, la particolare attenzione per la crescita umana. Ecco, sono questi alcuni degli impegni che poi in questo periodo si sono concretizzati soprattutto con l'organizzazione di alcuni convegni in vista della COP28 l'anno scorso, quest'anno sul tema della biodiversità come uno scrigno da custodire, e con altre iniziative che sono sempre appunto collegate con l'attività umana, proprio ai fini della promozione umana in generale. Nel concreto cosa farete insieme alle diocesi? È un impegno appunto di collaborazione. Abbiamo avuto in particolare la sponsorizzazione anche della CESI, della Conferenza Episcopale Siciliana, che, come dire, ha garantito il patronato per l'organizzazione di questi convegni, e poi si tratta, come dire, di volta in volta di vedere delle assunzioni di responsabilità concrete nei territori delle singole diocesi. Difendere l'ambiente significa anche tutelare la dignità delle persone. Quindi queste manifestazioni che organizzeremo insieme al Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, in collaborazione con le diocesi locali, sarà un momento in cui rappresentiamo questo concetto di natura, bellezza che va tutelata. Questo è il messaggio che vogliamo lasciare. E poi noi recentemente abbiamo sottoscritto un accordo insieme al Presidente della Regione e al Centro Nazionale della Biodiversità, questo grande progetto che coinvolge più di 1500 ricercatori e tante organizzazioni scientifiche con ARPA Sicilia, per il gateway della biodiversità, cioè veramente lasciare e far attraversare questa finestra al cittadino per raggiungere la bellezza della natura. Perché un giubileo? Approfittando del giubileo del 2025 vogliamo legare la difesa dell'ambiente e il messaggio che lasciamo ai cittadini, anche ai ragazzi che saranno, ai giovani del futuro, la necessità di tutelare l'ambiente, con tutte le sfaccettature, guardando anche alle realtà sociali di ogni regione, di ogni paese, per tutelare l'ambiente, ma dare anche la possibilità ai giovani di avvicinarsi al futuro con maggiore serenità e tranquillità. Il Giubileo avrà una doppia anima, una più laica, ma una anche che guarda ad una versione più spirituale dell'ambiente. Noi insieme al Consiglio Nazionale di Protezione dell'Ambiente siamo stati recentemente ad Assisi in questo tuffo nella religiosità, anche in maniera laica, perché uno dei messaggi che abbiamo raccolto, che ho raccolto da questi 3 giorni di Assisi, è che l'uomo è un essere donato alla natura, anche da chi ci ha preceduto, in maniera laica. Questo cambia fortemente il rapporto fra noi e la natura.